bentornati a Spazio Volontariato, la trasmissione di approfondimento sulla solidarietà, sulla partecipazione e appunto sul volontariato a cura del Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo, in onda ogni settimana. E come sempre abbiamo come ospite un'associazione, e questa volta abbiamo scelto un'associazione che si chiama Blu Soccorso, è di Lusia e si occupa di trasporto di persone con ambulanza, ma ci racconteranno loro poi più dettagliatamente quali sono le attività specifiche di cui si occupano. Io intanto ringrazio e saluto i miei ospiti, abbiamo con noi Samuele Pezzuolo e Alice Milan. E passerei subito la parola a Samuele per dire appunto più dettagliatamente di quanto non abbia fatto io che cos'è Blu Soccorso e di che cosa si occupa. Sì, grazie. Blu Soccorso si occupa di, come hai già detto, trasporti sanitari, servizio sociale, protezione civile e varie altre attività che magari poi nel dettaglio vedremo più avanti. Noi siamo nati nel 2003, in aprile, è stato un gruppo di ragazzi che avevamo voglia di darci una dimensione un po' diversa, venivamo già tutti da altre realtà che comunque si occupavano di sociale e da allora siamo cresciuti abbastanza perché il nostro percorso nell'ambito di volontariato è stato sempre un buon crescere e attualmente siamo all'incirca 50 volontari iscritti all'associazione. Abbiamo 3 autoambulanze di tipo A che ci servono per svolgere i servizi e un'autovettura. Quindi un'associazione con appunto un buon numero di volontari rispetto insomma ad altre realtà della provincia di Rovigo e molto attrezzata e anche molto preparata. Voi vi occupate insomma di tematiche anche molto complesse, molto delicate che richiedono preparazione, appunto vi occupate di trasporto con mezzi di soccorso e volevo chiedervi appunto di raccontarci poi concretamente esatto che cosa fa Blu Soccorso quotidianamente. Beh, nel nostro quotidiano abbiamo una convenzione fissa con l'ASL che ci dà alcuni giorni durante la settimana, siamo a disposizione per l'ospedale e forniamo il servizio di trasporto infermi, quindi non è un servizio di emergenza-urgenza, è un servizio programmato tramite comunque la centrale operativa 118. Dopodiché abbiamo anche delle richieste da privati, quindi privati cittadini che ci contattano per fare sempre trasporti di familiari che hanno necessità di ricoveri o meno e li possiamo fare sia barellati, quindi con l'autoambulanza, oppure con una macchina normale che ci permette di trasportare le persone. Inoltre altri servizi che facciamo sempre nell'ambito sanitario sono quelli dell'assistenza alle gare sportive dove le varie società sportive, vedi Calcio Rovigo o altre società, ci chiedono un appoggio perché loro comunque per legge hanno la necessità di avere un mezzo con equipaggio e a parte chiaramente anche in personale medico o infermieristico e noi diamo questa opportunità. Ecco, dicevo appunto si tratta di un ambito delicato, cioè quello del soccorso alla persona appunto malata che ha bisogno appunto di primo soccorso e quindi è un tipo di volontariato che richiede anche una certa preparazione, una certa formazione, oltre che un certo, come dire, un certo impegno, una certa responsabilità e proprio di formazione volevo parlare perché è un aspetto molto interessante di Blu Soccorso è appunto l'attenzione verso la formazione e la preparazione dei volontari. So che appunto tu in particolare segui questo aspetto e se ci puoi raccontare un po' quali sono i percorsi formativi che propone l'associazione. Sì, allora all'interno dell'associazione ci sono dei volontari che oltre a fare servizio in ambulanza così si occupano di formare i volontari stessi. Infatti noi siamo un gruppo dove ci impegniamo ad aggiornarsi prima di tutto noi stessi nelle nuove tecniche di soccorso e cerchiamo attraverso delle lezioni serali a spiegare ai nostri compagni quello che devono fare. Però inoltre la nostra scuola di formazione si occupa anche di insegnare alla popolazione quello che bisogna fare in un momento di emergenza. Infatti molto spesso facciamo dei corsi detti proprio alla popolazione dove noi andiamo a spiegare quello che succede nel momento in cui vi è un evento traumatico e deve arrivare il soccorso avanzato. Quindi noi aiutiamo le persone a fare le prime cose necessarie per salvare la vita di chi hanno davanti. Oltre ad occuparci poi di persone a livello proprio, ci occupiamo anche di formare
le babysitter con dei corsi a livello pediatrico, perché abbiamo notato che molto spesso ci sono, molte famiglie si appoggiano a babysitter o nonne che si trovano in difficoltà nel momento in cui i loro bambini abbiano dei problemi. Quindi attraverso un corso di formazione, anche questo a livello serale, di 6-7 lezioni, noi andiamo a spiegare alle mamme, anche le mamme che comunque sono ancora in gravidanza, ma anche alle ragazze che fanno la babysitter, alle nonne, quello che devono fare. Poi anche noi stessi abbiamo dei corsi dove ci vengono rilasciati molti attestati necessari per noi stessi, e ogni anno cerchiamo sempre di ripetere gli stessi corsi per appunto tenerci sempre aggiornati, per avere le migliori tecniche e poter aiutare meglio le persone. Quindi formazione per i volontari, ovviamente per soccorrere le persone. Per soccorrere, ma anche la popolazione, per aiutare chi abbiamo davanti, che potrebbe essere un nostro familiare, ma anche uno sconosciuto. Immagino che sia importantissimo il Sì, primo soccorso, esatto. diciamo, le prime fasi immediate. Sì, perché anche se uno si trova davanti a un familiare che sta male e va in panico, non chiama il 118, c'è chi che salva. Quindi anche spiegare l'importanza di una semplice chiamata ad un numero che tutti noi conosciamo è importante, e molto spesso le persone vanno in panico in queste situazioni, quindi insegnare la calma e cosa fare li può aiutare chi abbiamo davanti. Prepararsi appunto a gestire anche Esatto. questi momenti difficili. E mi piaceva l'idea di parlare, io so che sei stato in Abruzzo, ecco, un tema un po' dimenticato, se vogliamo, non da tutti, però diciamo un po' su cui sono calati i riflettori, è la questione del terremoto in Abruzzo. Ricordiamo appunto che nel 2009 c'era stata una grandissima mobilitazione anche dalla provincia di Rovigo, da parte di associazioni che si occupavano di soccorso e protezione civile. Ecco, appunto, so che appunto tu sei stato in Abruzzo, e mi piaceva l'idea di raccontare, insomma, riparlare di questo problema dimenticato e in parte appunto affrontato allora, e di cui magari restano ancora dei segni. Però ecco, cedo a te la parola per raccontarmi questa esperienza di Blu Soccorso in Abruzzo. Sì. Sì, tra le nostre attività c'è anche l'attività di protezione civile. Chiaramente l'attività di protezione civile, principalmente anche lì sanitaria, quindi nel settore sanitario, racchiude una serie di problematiche che devono essere gestite in maniere molto particolari. Qui alcune persone della nostra associazione si occupano di seguire questo settore, facciamo parte comunque del sistema locale di protezione civile della provincia di Rovigo, della regione Veneto, e inoltre essendo comunque Blu Soccorso facendo parte di una più ampia associazione che ci mette in rete a livello nazionale, che è l'ANPAS, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, abbiamo anche la possibilità di intervenire in ambito territoriale molto più vasto, non solo locale. Quindi nel 2009, a seguito degli eventi che hanno colpito, il sisma che ha colpito la zona dell'Aquila in particolar modo, è stato inviato da parte della Blu Soccorso, sotto il coordinamento di ANPAS nazionale, e del personale che ha coadiuvato gli aiuti logistici principalmente in uno dei campi dell'ANPAS, in particolar modo ad Acquasanta. Lì il servizio chiaramente sanitario, primo soccorso, dopo le prime 48 ore non è più indispensabile, o comunque non è più la priorità del territorio. Tutto quello che serve chiaramente è il restante, quello che porta alla quotidianità, fa riportare alla quotidianità, quindi dal mangiare al posto letto e via discorrendo. Io sono stato impegnato in quel campo per svariati mesi, in quanto ho seguito a livello logistico la gestione del campo, in particolar modo la segreteria del campo, dove smisti e crei, diciamo, tieni tutti i contatti per portare avanti il lavoro. Altri ragazzi del Blu Soccorso sono scesi per turni di servizio di una settimana e davano il loro apporto, dalla cucina piuttosto che alla logistica a campo, piuttosto che all'animazione. Al campo c'erano le scuole, c'era la materna, c'erano vari servizi. Si era creato un piccolo paese sostanzialmente, che era quello che era necessario in quel momento, in quel territorio e per la gente praticamente.
Sì, come dicevo prima, appunto, nel 2009 quando c'è stato il terremoto in Abruzzo c'è stato un boom, se vogliamo, della solidarietà, come spesso accade, Sì. poi in realtà in queste circostanze si muove molto, mentre in altri momenti, magari quando non c'è l'emergenza, le cose si fermano un po'. Immagino che come tutte le associazioni ci siano dei momenti in cui c'è più partecipazione, più interesse e altri momenti in cui magari ci serve più bisogno di volontari. Quello che mi andava di capire con voi è che cosa spinge a fare questo tipo di volontariato e che cosa appunto dà anche, restituisce se vogliamo questa esperienza di blu soccorso. Ma sai, sostanzialmente hai ragione, il boom di volontariato comunque è molto legato a quello che i media e che comunque la società ci fa vedere tutti i giorni.